Oggi seconda edizione di questa rassegna corale dedicata proprio a Sergio Alletto, che vede la partecipazione di 8 cori provenienti da tutta la Sicilia. Sì, 8 cori provenienti dalla Sicilia, ciascuno con la loro storia e con i loro talenti, e saranno qui alla Cattedrale di Agrigento a celebrare la pace. Tutto il repertorio corale di questa sera sarà appunto indirizzato ai canti dedicati alla pace, proprio perché vogliamo gettare un seme sul, diciamo, rispetto della condivisione, sul rispetto del vivere insieme in armonia e appunto, che è la cosa principale della coralità, che è l'argomento principale della coralità. Quindi i nostri cori ospiti della Cattedrale di Agrigento questa sera canteranno e getteranno un seme rispetto al tema della pace, che tanto in questo momento ci preoccupa e tanto ci dà da pensare. Quindi faremo il nostro piccolo, daremo il nostro piccolo contributo. Cosa proporrete? I nostri canti saranno Pacem, Lo Se Shalom, e poi tutti insieme canteremo un canto di Frisina dedicato appunto alla pace, inneggiante alla pace. Sarà un canto corale finale che vedrà protagonisti tutti gli 8 cori questa sera ad Agrigento. Ecco, l'idea di raccogliere tanti cori della Sicilia sicuramente è una cosa un po' particolare per la città. Certo, anche perché abbiamo voluto invitare le corali rappresentanti quasi di tutte le province della Sicilia, che hanno accolto l'invito con grandissimo entusiasmo. È una cosa eccezionale e ci auguriamo di poter ripetere negli anni questa stessa manifestazione. Una piccola caratteristica del vostro coro? E la nostra caratteristica è l'armonia, proprio quell'armonia di cui parlavo poc'anzi, l'armonia, la coralità, lo stare insieme. Noi siamo veramente una famiglia e ci dedichiamo con tantissimo impegno al canto corale. Noi siamo professionisti, non siamo sicuramente esperti del canto, però ecco, è il momento che ci vede protagonisti delle prove e protagonisti poi di queste manifestazioni, ci vede sempre più legati. Colgo l'occasione per ringraziare il maestro Lorenzo Puma, che è il nostro maestro, che con la grandissima professionalità, con una grandissima maestria ci ha portati a raggiungere questo bellissimo risultato e a partecipare a questa bella manifestazione. Quest'anno abbiamo voluto intitolare questa rassegna Pax Pro Mundo, quindi la pace per il mondo, considerando a quello che stiamo comunque assistendo nelle varie zone del mondo. Proprio il messaggio che vogliamo dare è proprio quello di pace, cantato proprio da 250 coristi invitati quest'anno a questa rassegna. Una esperienza sicuramente particolare questa, che intenderete rinnovare anche negli altri anni? Sicuramente sì, quest'anno è la seconda edizione, sicuramente spero che possa diventare una rassegna che si faccia annualmente, quindi che possa avere un proseguo nel tempo. Sono Alfonso Lupo, maestro del coro parrocchiale polifonico San Gregorio Agrigentino, zona Cannatello di Agrigento. È un coro che è nato nel 2016, formato da più di 40 elementi nelle 4 sezioni classiche, bassi, tenori, soprani e contralti, più abbiamo una bella partecipazione di voci bianche, quindi dei bambini, e 5 ragazzi strumentisti di strumenti a fiato, più un organista e un chitarrista. Questa sera proporremo 2 brani liturgici, tra cui Nella notte e l'ultima cena di Don Fabio Massimillo e Anima Christi di Monsignor Frisina, che sarà presente proprio in questa cattedrale il prossimo 21 di giugno. Una bella iniziativa questa, no? Eh sì, siamo felicissimi e onorati di partecipare a questa seconda rassegna dedicata a Sergio Alletto, che faceva parte appunto di questo meraviglioso coro. E sono delle iniziative molto importanti per la nostra città. Sono delle realtà che vanno curate e vanno anche premiate per quello che fanno. Rosario Randazzo, direttore e direttore artistico del Coro Don Milane di Caltagirone. È una manifestazione senz'altro da applaudire, da promuovere anche negli anni successivi, perché cantare intanto è una cosa meravigliosa. Cantare insieme, stare insieme per farlo è ancora più importante. E poi riunire tutti questi cori qui in questa splendida cattedrale ha un significato che va al di là della musica, anche perché il tema è quello della pace, che speriamo arrivi presto. Velocemente cosa proporrete? Noi proporremo 3 canti sacri, un brano di Molfino, che è il Sacrum Convivium, poi un'Ave Maria scritta nel 1980 da Xavier Busto, e alla fine un brano che forse non si è mai sentito, penso che sia la prima esecuzione pubblica, di Ferruccio Messinese, Jubilate Deo Universi Terra.
Rosalia Catanano nella qualità di direttore del coro Associazione Nadate Turbe, Trapani. È una bellissima esperienza per noi, un momento di confronto, sicuramente un momento di preghiera molto forte, grazie anche all'unione delle voci nel canto finale del Pace Vinteris. Ecco, la vostra esperienza sul settore? Noi siamo un coro, nasce come coro parrocchiale, ma da un anno siamo anche associazione e ci dedichiamo non più tanto all'animazione liturgica, che facciamo anche in alcuni momenti, ma soprattutto all'attività concertistica. Daniele Riggi, direttore del Resonanze Camera Chorus, coro di voci femminili dell'Oratorio Salesiano di San Cataldo. Sì, e siamo molto onorati di essere stati invitati perché è una dimostrazione che la musica è unione, soprattutto nella parte che coinvolge tantissime persone come le realtà corali del nostro territorio. Questo è un grande segnale di unione e di pace che si vuole lanciare. Una caratteristica del vostro coro? È un coro di voci femminili che esplora un repertorio di compositori contemporanei che però scrivono su salmi sacri. Irene Fugallo, direttore dei Cantori Steli. Sì, è un coro che è nato 30 anni fa. I cui membri fanno parte non soltanto di Alessandria della Rocca, ma c'è Giagiana, Buona, Santo Stefano e Calamonaci. Come valuta questa iniziativa dedicata alla pace? Queste sono iniziative meravigliose, anche perché la musica è pace, è veicolo di pace, quindi ben vengano queste iniziative. Don Riccardo Tomminello dell'Abbazia di San Martino delle Scale. La Corale Sergio Alletto ha invitato la Cappella Musicale Martiniana, di cui io sono direttore, e siamo alla seconda edizione e con grande piacere partecipare insieme per fare musica, perché la musica unisce. Ecco, voi cosa proporrete? Noi proporremo 2 canti allo Spirito Santo, il Veni Creator Spiritus e il Veni Sancte Spiritu, e poi un canto Dona Nobis Pacem, proprio per legare la pace che viene dallo Spirito Santo. Una battuta sul vostro coro, come è formato? Quanti anni che siete presenti nel settore? Il nostro coro è formato da 12 componenti e da diversi anni ci dedichiamo a canto gregoriano, perché in abbazia i monaci cantano il canto gregoriano, ma da qualche anno ci siamo aperti anche a repertori di musica a cappella, musica da 500, ma anche musica moderna, musica più contemporanea come Montepaone, che eseguiremo questa sera. Un concerto dedicato alla pace. La pace è una delle cose importanti oggi, soprattutto dopo la venuta di Papa Leone XIV, dove il primo saluto è stato proprio la pace sia con voi, la pace che il risorto annuncia nel cenacolo, e la pace, se siamo realmente portatori di pace, e tutto quello di cui oggi soffriamo potrà finire. Graziella Fazzi, direttrice del coro diocesano della diocesi di Agrigento. Una bella iniziativa quella di oggi del secondo momento corale dedicata a Sergio Alletto, che vede la partecipazione di tanti cori provenienti da tutta la Sicilia e non solo. Ecco, la vostra partecipazione oggi? La nostra partecipazione è una partecipazione molto sentita, intanto perché questa è la cattedrale ed è il luogo dove noi abitualmente svolgiamo il nostro ministero di cantori, e poi perché conoscevo personalmente Sergio Alletto, conosco questa realtà ed è bello poter partecipare. E non dimentichiamo inoltre il tema di oggi, che è quello della pace e quello dello spirito. Questa è la giornata, la vigilia del Pentecoste, pertanto invochiamo anche la venuta dello spirito, perché ci sia veramente pace, prima di tutto nei nostri cuori e poi nei cuori di tutti gli altri. Cosa proporrete? Noi proporremo 2 brani. Uno è un brano di un autore contemporaneo, Jenkins, è un Ave Verum Corpus, e l'altro è un brano di un gruppo multiculturale che sono i Gen Verde, e So che sei qui. Tessore Alfano, una iniziativa sicuramente molto interessante dedicata alla pace, con 8 cori provenienti da tutta la Sicilia. Sì, un evento meraviglioso alla vigilia della Pentecoste, i 50 giorni dopo la Pasqua. Lo Spirito Santo infatti è soggetto e oggetto di molte delle canzoni che vengono cantate dai cori questa sera, 8 cori provenienti da tutta la Sicilia, in un momento dove si deve più che mai parlare di pace, e quindi se è vero che chi canta prega 2 volte, dobbiamo pregare per la pace del mondo, come dice anche il nostro Vescovo in questo momento. Dobbiamo sforzarci, come dice anche il Papa, di ricercare anche mediante la canzone, anche con una preghiera cantata, di cercare nel mondo una pace disarmante e disarmata. Mi preme comunque di fare un ringraziamento ai cori, a chi ha organizzato il coro Sergio Alletto,
all'ARS, all'Assemblea regionale di Sicilia, grazie anche al contributo e al sostegno che sono stati dati dal Presidente Calvagno e all'assessore Giussi Savarino, che sono stati vicini anche in questo caso a un evento organizzato nella nostra città.